Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa dei Retti. A tutti buon ascolto e buona visione. Sento avvicinarsi dei passi quasi come una minaccia che viene verso di noi. Non li distingo bene però, dall'odore sono certo di sapere chi sono. È probabile che sul pianeta ci siano esseri chiamati uomini. Loro sono fatti quasi come noi, con le gambe e il naso, camminano coi piedi, guardano con gli occhi anche. Tra quel che dici pare di capire che tra noi e gli uomini nessuna differenza. Apparentemente noi siamo uguali, ma è una bugia. E la differenza è davvero immensa. Puoi dire che cosa consiste la diversità a cui tu alludi? La differenza sta nel fatto che loro, non essendo come voi, ragionano da uomini. E i bambini una volta uomini non giocano più. Piano piano perdono il valore di tutte le cose.
anche. Loro sono fatti quasi come noi con le gambe e il naso, pensano coi piedi, guardano sui soldi anche. Signore e signori, buonasera, buonasera e benvenuti in casa Peiretti. Un buonasera a Celenti. Taci. Ma come taci? Ma come taci? Allora, salve a tutti. Ci sono due amici che si incontrano a Sestri e uno dice: ma cosa ci fai tu qua? Io ci vivo qua. Ma come ci vivi qua? Sì, sono ormai 10 anni che abito qua. E tu? Io sono venuto a fare la settimana bianca con mia moglie e abbiamo preso l'hotel qua. Ma no, ma dai, ma mi telefonavi e venivate a stare da me senza stare a spendere dei soldi. Allora ascoltami, tu e tua moglie stasera siete invitati a casa mia, mi raccomando, Va bene, va bene. Allora io abito in via Viola 6. Tu arrivi, c'è un cancelletto, con il ginocchio lo spingi, lui si apre. Poi arrivi sotto il portone e c'è il campanello. Con il gomito lo schiacci e io ti apro. Sì, vabbè, ma scusami, ma perché io devo aprire il cancello con il ginocchio e suonare il campanello col gomito? E vabbè, verrai mica con le mani vuote, no? Era per ridere un po', amico mio. Celentino! Faccio fare un passo in là. A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai, sei mia, e stringerò cuscino fra le braccia, mentre cercherò il tuo viso, che splendido nell'ombra apparirà, mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al cielo, così tu non sarai lontano quando brillerai nella mia mano. Ma non vorrei che tu a mezzanotte e 3 stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano, dove prima tu brillavi, è diventata un pugno chiuso, sai, cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno e da pugno chiuso una carezza nascerà. Stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà. Ma non vorrei che tu a mezzanotte e 3 stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la tua mano, dove non mi piaci, È diventato un pugno chiuso, sai, cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno e dal pugno chiuso una carezza nascerà.
bentornato in casa Peiretti. Sì, mi fa veramente Celentino. piacere. È Sono un po' contento. che mancavi qui su Un Rete po', 7, è un po' che mancavi in casa Peiretti, però sono proprio contento di averti qui per quest'ora. Anch'io sono contento. Dobbiamo dare i numeri, anzi il numero, quello più importante, quello fondamentale, che è Sì. il 348 80 40 254 per chiederci delle canzoni, per Esatto. chiederti come stai. Come stai? Ma sto Rispondo bene, già devo io. dire che Rispondi tu. sto bene, dai, non mi posso, ho avuto momenti un po' così, però adesso sto bene. Poi la musica. La musica aiuta tantissimo. Quindi amici a casa vorrei non solo leggere 10-20, per carità, va bene, vorrei arrivare a 40 messaggi stasera per il nostro Celentino, Io perché ne è una aspettavo vita 60. che non c'è più. Celentino, dimmi. Ne aspettavo 60. 60 sono tanti, però 60 vuol dire che passiamo tutto il tempo. Invece secondo me Vabbè, diamo modo di cantare delle belle canzoni di Adriano Celentano. Come Sì. è stata la prima? Una canzone molto particolare. Sì, molto bella quella canzone di Arrivano gli uomini. Quanto sarebbe importante in un tornare tutti un po' bambini? Molto importante. Perché un bambino Ma quello che mi fa stare su è che dentro sono sempre bambino io. è questo è bello, eh? Eh sì, Dentro sei sì. un bambinone. Certo, sono bambino. Andiamo avanti con la musica. Sì. A proposito di bambini, a proposito di ragazzi, una delle prime canzoni di Adriano Celentano. Sì. La storia, questa storia. Allora, aspettami, questa canzone qua la dedico a mio cugino Roberto e Sergio che ci stanno ascoltando, e saluto anche Maria, la signora Maria, una signora fantastica, e tutti quanti che mi state ascoltando adesso. E salutiamo tutti i nostri Tutti amici a quanti. casa. E perciò possiamo attaccare il pezzo. Sì, ma prima di attaccare, altrimenti Fabrizio in regia si arrabbia. Esatto. Ti devo chiedere di fare un passo in là, perché Vale altrimenti là? non può far. Eccolo qua, altrimenti bene così? non può farti l'inquadratura da solo. Se no, ecco. perché se io mi giro verso di te Sì. e lui ti fa l'inquadratura, mi si vede a canappia. Ah, ho capito. Sai che io e te abbiamo un naso bello ma anch'io pronunciato. non mi Abbiamo, lamento, abbiamo naso nella vita. Ma ci va il naso nella vita. 348 80 40 254, il numero per i vostri messaggi. La storia di Serafino. Andiamo alle origini del molleggiato in questo brano. Cantate tutti insieme a noi, ok? E così la seconda storia che vi voglio raccontare è quella del pastore Serafino, al mondo antico, chiuso nel suo cuore. La gente del 2000 ormai non crede più. Con le pecore, cane e pedere, gli amici sempre pronti, nei pascoli sui monti, hanno sparato al regno dei cieli, viveva felice così. O Serafino, difendi la tua libertà, la libertà. Quel giovane pastore piaceva alle ragazze perché negli occhi aveva l'avventura, e quando prese in pugno la fortuna e un gruzzo di soldi per caso ereditò. Fece una grande festa da fare girare la testa, scoppiarono i montaretti, si fecero dei banchetti, per tutti ci fu un sorriso, che genio di paradiso, per il pastore amico Serafino. Regalò poche cose agli amici, c'è gioia nel paese, per quelle pazze spese, una radio, uno sciallo, un coltello e una macchina lotta per sé. O Serafino, le donne ti dicono di sì, beato te. Tutti! Tiro, piera. Mi spinge la macchina che un burrone va e scoppierà. Dopo i giorni dell'allegria, amaro resta il vino, il dove tribunale Serafino, i suoi nemici per prendere i suoi soldi lo fa passare per matto, e lui che cosa fa? Si riprende le pecore e il cane, gli amici sempre pronti, e tornerà sui monti, il cielo
Serafino. Difendi la tua libertà, la libertà. Ti voglio bene, Pastore Serafino, un uomo con il cuore da bambino. Come l'aria purissima del mattino, per vivere là sui monti, ritorna Serafino. E libero come l'aria purissima del mattino, per vivere là sui monti, ritorna Serafino. E libero come l'aria purissima del mattino, per vivere là sui monti, ritorna Serafino. E libero come l'aria purissima del mattino, per vivere là sui monti, ritorna Serafino. E vai. Anche la regia mi ha già scritto che stanno arrivando tanti messaggi, ma a Sì. noi non ci bastano mai. No, mai, I messaggi mai ci sono bastano, come il parmigiano sulla pasta. Io ne metto sempre di più. Anch'io, mi A volte piace c'è tanto, la mi- pasta che ogni tanto è sotto il parmigiano, Sì. però vabbè ci sta. E i messaggi più o meno sono la stessa cosa. 348 80 40 254, adesso noi ci fermiamo solo 3 Sì. minuti e torniamo in onda con un brano pazzesco di Adriano Celentano interpretato dal nostro Celentino. La situazione non è buona e in effetti Esatto. la situazione è Per proprio niente, per per niente buona. Ma adesso pubblicità. La situazione politica non è buona. La situazione economica non è buona. La situazione del mio lavandino non è buona. La situazione in Croazia non è buona. Da me a te qualcosa che ci unisce c'è. Da me a te qualcosa che ci unisce c'è. Come l'aria che respiriamo, come il figlio che aspettiamo, come la donna che ammiriamo, e il sorriso che dedichiamo, e ogni torto che facciamo, e l'amore che ora abbiamo. La situazione internazionale non è buona. La situazione di mia sorella non è buona. La situazione dei piccoli cani non è buona. La situazione, la mia situazione non è buona. Da me a te qualcosa che ci unisce c'è. La situazione di mia sorella non è buona. Non è buona. La situazione spaziale non è buona. La situazione della nostra terra non è buona. La situazione dei miei capelli non è buona. La situazione internazionale non è buona. La situazione dell'acqua non è buona. La
La situazione quando mi baci non è buona. La situazione non è buona, mio caro Celentino, però sono sì. convinto che la musica e il buon cuore di tante persone riusciranno a risolvere questa situazione. Speriamo. Adesso però, se Fabrizio è pronto, io andrei già a leggere tutti i messaggi finora arrivati. Fabri, per te va bene? Vediamo un po' in linea, vediamo cosa mi scrive. Arrivati al 348 80 40 254. Eccoli qua. Andiamo a leggere. Ciao Enrico Peretti, Casa Peretti, ciao Celentino, siete grandi. Da Antonio Primicelli di Rivalta di Torino. Ah, ciao Antonio, ciao. Ma quello è l'originale, quello Sì, lì, quello lì. quello là, quello lì. Ciao a tutti voi, bentornato Celentino, un saluto alle mie amiche Maddalena Luparello e Maddalena Di Duento, di Carlo e di Giuseppa. Ciao, a Ciao tutte. Carla, ma quante Maddalene? Ciao, Salutiamo ciao. tutte quelle che si chiamano Maddalena, Quante dai. Maddalene sono, Sono Chi è Marida, questa bella Casale ragazza? Monferrato, volevo che tu sapessi che di ogni età ci divertiamo e cantiamo con te. Sei grande Enrico, continua ad essere bravo, simpatico e bravi anche i tuoi cantanti. Ciao Mary, grazie! Ciao, c'ha Ciao. ragione Mary, sei simpatico tu, bravo. Sono simpatico, grazie. Ogni sera dal cielo colore caramello si ascolta sempre una cascata di musica fantastica. Bravissimi, tanti baci Dani. Baci, ciao Dani, grazie! Ciao Dani. Vai Tino, Desi! Ah, ciao Desi, ciao. Ciao Desi, grazie! Grande Celentino, un grande saluto affettuoso a te e la tua dolce metà Lucia, una persona meravigliosa sei e un grande artista. Sentire le canzoni di Celentano facendole benissimo riempie il cuore di gioia, lo dice Ciro. Ah, ciao Ciro, noi ci Grazie, vediamo Ciro. presto. Ciao carissimo. Che bel messaggio, raga. La mia richiesta è una poesia che ha scritto Franco Simone da dedicare a tutte le donne. Tu per me, un salutone da Nizza Monferrato. La mettiamo in programma, grazie. Esatto. Ciao e salutiamo tutta Nizza Monferrato. Un abbraccio da Bruno e Paola Celentino, number one. Ciao, grazie ragazzi. Ciao. Number one. Ciao Enrico, buona serata. Celentino sei grande. Max 76. Ciao Max. Ciao Max. Sì, confermo e lo sottolineo, sei veramente grande. Bentornato Grazie, Celentino. Sofia, grazie. Lo dice la nostra Sofia. Sì, Ciao esatto. Sofia. Ciao Sofia. Sono contenta che sei ritornato Celentino. Mi fai per favore Azzurro? Lo richiede Elena. Questa sera non è in scaletta non è in Azzurro. scaletta, Però poi vediamo vediamo perché poi l'abbiamo adesso. sempre fatta tutte le volte. Questa sera Ecco. abbiamo voluto stravolgere un po' con dei Questo è per brani te, diversi. questo è per te. Enrico carissimo, ti ho già detto che questa è una canzone del grande Celentano, innamorata, incavolata a vita. Grazie, spero che mi puoi fare questo piacere, grazie molto, bravo Celentino, lo dice Cataldo da Torino. Grazie Cataldo. Questa è bella come canzone anche, La prepariamo per la prossima volta, sì. tanto sarà inizio settembre. Buona serata a te Sempre per Enrico te. e al grande Celentino. No, c'è anche scritto Celentino, ecco. guarda lì. Ah, Forsina e Germana, già, sì, Germano. Ciao Faustina, ciao Germano, grazie. Mua, baci, ciao Cele, amico mio, anche io lo imito e mi piacerebbe conoscerti. Mi canti la canzone Un albero di 30 piani? Io vinsi la corrida alla mia cittadina Villa d'Ossola negli anni 90. Ti sto guardando, sei forte. Ciao Maurizio da Villa d'Ossola. Ciao Maurizio, un carissimo abbraccio da me e Lucia. Ciao, è sempre un piacere vederti e sentirti Celentino e i tuoi amici Paolo ed Angela. Ah, eccoli qua Paolo e Angela. Ciao carissimi, un E c'è bacione. anche un bel bacio, eh. Bravissimo Celentino, è un piacere ascoltarti, bentornato, lo dice Anna Maria. Grazie Anna Maria. Bentornato Celentino. Maddalena. Maddalena, sì. Viva Maddalena! Ci sta veramente bene una serata con Celentino. Questo bravo artista l'ho conosciuto diversi anni fa e fu veramente bravo. Grazie Casa Peretti per averlo ospitato. Patti 60. Hai visto? Ciao Patti! Ciao Patti. Ciao Celentino, fu ospite al matrimonio di mia figlia nel 2008. Ui là. Grande Enrico, ospite di grande livello. Casa Peretti sempre al top. Ciao Amedeo. Ciao Amedeo. Ciao Amedeo. Ciao. Tu Io non mi ricordo. Tu cantai. Cantai. Mi può cantare il ragazzo della Via Gru, grazie. Mi chiamo Fulvio, ho 45 anni. Sì, magari la facciamo. È in scaletta In questa. scaletta, sì. È stato più fortunato Fulvio rispetto all'amica prima. Il Sì. ragazzo della Via Gru è in scaletta. È in scaletta. Potreste cantare Il tempo se ne va e dedicarla alle nostre figlie Regina ed Erika, mamma Valeria e papà Andrea. Grazie. Facciamo Ciao a tutti. Ciao, però ragazzi. non è in scaletta. Vabbè, stasera. comunque, vediamo Ciao, sono qualcosa Silvia ci di inventiamo. Montalciata. È giusto?
Sì. Volevo fare i complimenti a Celentino e a tutti voi. Grazie anche a te i complimenti. Grazie Ciao. Silvietta, un Ciao. abbraccio, un bacio, ciao. Poi. Ciao nonno, sei il numero 1, lo dice Sharon. Ciao nonno. Ah, ciao Sharon. Scusami, ciao Enrico. Nonno sei tu perché io Sì, sarebbe una cosa un po' no, strana. No, io non sono io. Ciao Casa Peretti, ma che bella sorpresa stasera, complimenti, grande Celentino, con voi è sempre allegria, buona serata da Wanda e Marco di Barge. Ciao Wanda, ciao Marco, grazie. Ciao ragazzi. Quanti messaggi questa sera. anche Ciao 118 ragazzi, c'è. grazie per la splendida ora che ci offrite ogni sera. Un saluto a Celentino e al grande Enrico. Un saluto a tutti i colleghi. Mauro da Pinerolo, e salutiamo tutti. Ciao, tutti i volontari, quanti voi, non tutti i volontari del volontari, 118 persone che fantastiche. passano il loro tempo ad aiutare le altre persone ed è meraviglioso. Sì, esatto. Ciao Enrico, un tuffo nel passato con Celentino questa sera. Bravissimi, complimenti a tutti, regia compresa della famiglia Fava. Family Della famiglia- Fava! Bravo. Quindi anche Fabrizio ringrazia. Sì, sì, certo, la regia è molto importante. Ciao da Tiziana e Roberto, Nichelino! Ciao ragazzi, ciao. Buona serata, buon divertimento. Buona ciao serata. Tiziana, Quanti ciao cuori, Roberto. guarda. Sì. Ciao a tutti voi amici di Casa Peretti, ciao Enrico e Celentino. Vorrei sentire se possibile l'emozione a una voce e la vorrei dedicare al mio educatore Alessandro della cooperativa Zenit di Torino, Enrico da Collegno. Ciao Enrico, grazie. È sempre un problema con la saletta. La scaletta. Ci andrebbero 3 ore di trasmissione. Ciao Roby. Il cugino. Ciao mio cugino suo esattamente, di mia moglie, un bravissimo ragazzo. Ricordiamo anche le Sì, 3 sì. parole in fondo. Sì, Vi ti voglio voglio bene. bene. Anche beh. noi. La situazione non è buona, ma l'avevo sentita. Ciao Enrico e Celestino. Celentino. Vabbè, non mi fanno santo, dai. Ma più che altro è colpa mia, perché tutte le altre puntate ho sempre sbagliato Sì. il nome. Adesso sto facendo un po' più attenzione, Vabbè, ma, quindi che vuoi succede? arriva un altro brano, un po' più recente del molleggiato con Per Averti. Eccola qua. Sei pronto? Sì. Eccola. Girasoli a testa in giù, avviliti come me, come posso immaginare tutta la vita senza te? Per averti farei di tutto tranne perdere la stima di me stesso. E se è questo che tu mi chiedi, io ti perdo, ma stavolta resto in piedi. Anche se dentro me qualcosa muore, sì, per averti, farei di tutto, ma rinuncio con dolore. Sì, per averti, farei di tutto, ma non ti voglio senza amore. Tu due cuori non li hai e a me non basta la metà. Se tu scegliere non sai, scelgo io che male fa, ma senza voglia, senza futuro, vado incontro tutto solo a cielo nero. Io non mi vendo, ma sto morendo, morsicato da serpente senza siero, disperato ma però un uomo vero. Sì, per averti farei di tutto, ma non voglio avere un animo più brutto. Sì, per averti farei di tutto, tranne perdere la stima di me stesso. Perché quanto è importante la stima. Ognuno di noi deve avere una stima propria. Più o meno tu sarai stimato 70 kg? No, sono 85 io. Ho sbagliato stima. Per averti farei di tutto,
perdere la stima di me stesso. E se è questo che tu mi chiedi, io ti perdo, ma stavolta resto in piedi. Anche se qui dentro me qualcosa muore, sì, per averti farei di tutto, ma non voglio avere un animo più brutto. Sì, per averti farei di tutto, ma non voglio, non ti voglio senza amore. Ma sì che si scherza anche un po', anzi sai cosa Sì, dico? Adesso certo. faccio una scommessa con i miei amici a casa. Dai, parla così scommessa, sull'ultimo, vediamo. per Certo. riavvivare un po' Sì, sì. i messaggi, facciamo una stima del Peiretti, perché di solito Ah. nelle feste si fa Ti stimano. la stima del maiale, no? Uno deve, Sì. vede un maiale bello grasso e deve capire quanto pesa. Allora amici a casa, vediamo un po' quanto pesa Enrico Peiretti. Proviamo a vedere se... Vediamo un po', mandate il messaggio, Ma chissà Ok, cosa ok. succede. Va Vediamo bene. un po'. Chi indovina cosa vince? Cosa vince? Vince una canzone. Vince una canzone. La prossima Sì. volta con tanto di dedica e Esatto, magari anche esatto. di foto. Vediamo e cosa anche succede. di foto, sì, certo, facciamo una bella cosa. Andiamo avanti con un brano. Fammi vedere. Sì, abbiamo ancora tempo per Mondo in Mi settima. Prendo il giornale e leggo che di giusti al mondo non ce n'è. Come mai il mondo è così brutto? Sì, siamo stati noi a rovinare questo capolavoro sospeso nel cielo, nel cielo, nel cielo. Ai 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 ai. Leggo che sulla terra sempre c'è una guerra, ma però per fortuna stiamo arrivando sulla luna, mentre qui c'è la fame, c'è la fame. Ai ai ai, ai ai ai, ai 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 ai, ai ai ai, ai ai ai. Ogni atomica una boccia, i pericoli sull'umanità, il capriccio di un capoccia ed il mondo in aria salterà, si rapina il lunedì, ci si ammazza gli altri dì. Guarda un po' che società, l'ipocrisia qua e là, no, non va, non esiste morale, c'è per tutto il complesso, il problema del sesso e le persone serie che non racconta storie, le ha spedite in ferie. Questo mondo è un monopolio delle idee sbagliate, qui si premiano con tutto invece molto in più, si divorano i romanzi con l'inizio a rate e c'è pure corruzione dove c'è lo sport. Ma tu Enrico pensi che sia proprio così la cosa? Ma non credo. Secondo te è proprio, c'è proprio corruzione dove c'è lo sport? Ma io penso che è qualcosa di vero c'è, ma non così grande. No, come dicono. ma ci mancherebbe, Non poi. sono solo lo sport, anche in tutti gli altri settori. Mica c'è la C'è corruzione. questo. Ma non esiste la corruzione al giorno d'oggi. No, ma no, figurati, ma figurati. Non so, è vero, però la gente a volte dicono delle cose. Pensa alle cose brutte che dicono su di me. Esatto. Quante cose brutte dicono su di me? E su di me no? Non lo so. anche Non l'ho su mai di me, sentite, brutte. però. Guarda, la gente parla, però Ma senza un capisce. senso a volte. A volte. Ma se noi, tutti Sì. insieme,
E se noi tutti insieme in un clan ci uniremo, cambierà questo mondo se noi daremo una mano a chi ha più bisogno. Ci sarà solo amore, solo amore, ci sarà solo E adesso noi ci fermiamo soltanto 3 minuti circa, poi un grande tempo finale, non cambiate pubblicità, devo lanciarla, pubblicità, 3 minuti, torniamo qua per un gran finale. Iniziamo questo terzo tempo con dei saluti importanti. Esatto. Vai. Volevo salutare innanzitutto Giuseppe Di Sciaro e la sua famiglia, e poi Tony e Antonella, un abbraccio veramente grande. E il tempo se ne va, la grande richiesta. Quel vestito da dove è sbucato, che impressione vederlo addossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni e un po' di più. La tua barba è da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, quante cose in un filo di fiato, e vorrei domandarti chi è, ma lo so che vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio trucco e seno in su, e tra poco la sera uscirai. Queste sere non dormirò mai. Con noi! E intanto il tempo se ne va e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. E intanto il tempo se ne va, tra i sogni e le preoccupazioni. Le calze avete preso già il posto dei calzettoni. Farsi donna è più che normale, ma una figlia è una cosa speciale. Il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi, e tra poco la sera uscirà, quelle sere non dormirò mai. E intanto il tempo se ne va e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. E intanto il tempo se ne va, tra i sogni e le preoccupazioni. Le calze avete preso già il posto dei calzettoni. E adesso andiamo a leggere gli ultimi
messaggi per questo mercoledì così bello. Che belle canzoni interpretate alla grande da un grande amico di Casa Peretti. Sei pronto? Andiamo a leggere? Sì, andiamo a leggere. Andiamo. Vai Fabrizio, vai. Eccoli Vai, qui. Fabrizio. Ciao Agostino, bella guarda serata chi c'è. quella sera, tantissimi saluti per chi vuole sentirmi domani sera sarò al beat. Ciao carissimo. C'è Christian ciao. Live. Ciao Christian, Ok, ciao, grazie. Christian, ciao. Celentamo. Celentamo è bellissima. Bella questa, Celentamo Wow. è bella. Chi è che l'ha scritta questa? Non lo so. Ciao ragazzi. Oh, guarda il mio amico lì. Grande serata in compagnia della musica di Celentano. Tanti saluti a Ciao. Celentino, da Enrico, da Andrea e Monica. Ciao PS. Andrea, ciao Monica. Guarda che belle cose che c'è dietro. Enrico pesa 65 kg. No, sbagliato. Sbagliato. Un po' di più o un po' di meno, non ve lo dico, ma non siamo 75. Protagonisti di Casa Peretti, siete mitici. Un abbraccio e un saluto da Ludovica e Simona. Ciao Ludovica. ragazze, ciao. Ciao Simone, grazie per essere collegati insieme a noi. Sì. Celentino, l'ho cantata anch'io, sei grande, sei simpaticissimo. Maurizio Valle d'Ossola. Villa d'Ossola. Vedi, io mi sbaglio sempre. Pesa 63 kg. Attenzione, no, pochettino di più, pochettino, Io lo so, ma non lo posso dire. 72 kg. No, meno, neanche. meno, ragazzi, meno, 72, caspita. 72, no, dai. 68? Maria. Lo dico dopo, dai. lo dico dopo con tanto di foto. Però magari ci per i siete social. vicino. Bentornato Adriano di Casa Peretti da Giovanni e Mara. Ciao Giovanni, ciao Mara. Per adesso abbiamo Secondo visto me tu 65. Enrico pesi 65 No, ma ci siamo, ragazzi. È arrivato un 63 e un 65. Sì. Cioè, siamo lì, ragazzi, siamo lì. Dai, ne manca uno, dai. Grazie per la bella puntata Enrico, grande Celentino, bravissimo. Secondo me Enrico pesa 65, massimo 68 kg, da 65 a 68. È facile così. Grazie Max, ciao. Enrico, essendo alto 1,68, no, sono 71, pesa 68 kg, scherzo. Ciao Milena, grazie. Ciao Milena. Non credevo che interessasse così tanto i miei amici a casa. No, visto che fa. No, aspetta un attimo. Per me Enrico pesa tra i 75 e gli 80 kg. Enrico da Collegno, forse bagnato, vestito con l'armatura da Power Ranger. No, mi dispiace, no, non ci siamo. Anch'io sono alto dai 50 a 1,80 m. Esatto. Magari pesi 65. Ciao Sandra, grazie. No, meno. mi dispiace un po' meno. Ciao, grazie per la compagnia che ci tenete, complimenti per il programma. Secondo me Peretti pesa 62,5, un po' di più. Ma pensa a te una cosa buttata così. Hai visto che roba? 63.20 lo dice Nonna Vale, è quella che per adesso si è avvicinata di più. Grazie Nonna Vale, grazie. Sbagliato di pochissimo. Enrico Sui 60. su 60, un po' di più. Che ridere sta roba. Bruno vi fa i complimenti per la trasmissione, dice che Peretti pesa 62,5, un po' di più. Hanno detto 62,5, 63, 63, qualcosa e 65. Cosa c'è in mezzo? Ciao Enrico Peretti, per me pesi sui 67, qualche giorno fa, poi ho fatto un po' di dieta. Comunque il Celentino è troppo bravissimo. Complimenti a tutti e due lo staff. Antonio Primicelli di Valta di Torino. Ciao Antonio, grazie. La prossima volta Così. chiedi quanto porti fiscale. Esatto, a occhio, barba compresa, il Peretti potrebbe pesare 56 kg. Bravissimo Celentino, un piacere ascoltarvi. Beppe Lore, no, 56 no ragazzi, cioè sono alto 1,70, quindi ciao Celentino, un abbraccio forte da Giuseppe di Sharon. Per Federica una richiesta, l'arcobaleno di Celentano, un abbraccio grande, sei davvero grande. E Bravi, Federica, ciao. te la facciamo la prossima volta. La prossima, dai. Sicuro, 64, sì! Però non si sa chi ringraziare, no, Monica e Andrea. Che occhio che Grazie c'hanno, Monica, e grazie. Andrea. Bravi. Beh, non era difficile, se non è 63 e non è 65. Se uno è Ma con questa camicia tutta fatta così confonde. Ma poi adesso è talmente sudata che la camicia, che se io mi peso adesso sono Sì, 68. E chiudiamo così. Non potremmo che chiudere in un modo diverso. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gru, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba
c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico, disse, qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire che è una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro cemento, ma verrà il giorno che ritornerò ancora qui. Visto che sono tornato? E sentirò l'amico treno che fischia così. Wow, wow. Il treno non c'è più da mo', però non importa, dai. Passano gli anni, ma 8 sono lui, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa. Ora coi soldi lui può comprarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, catrame e cemento, là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? E ya ya, e na 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 na, e za ya ya ya, e na 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 na. E io voglio ringraziare. Non lo so. Voglio ringraziare, il tempo Continuo. è finito il tempo di una grande puntata. Grazie! Grazie a voi, che Grazie mi avete mille. invitato, È amico stato mio. un super piacere Sì, averti certo. qua. So che dopo la pausa tornerai a settembre per promuovere determinate cose che adesso Esatto. non diciamo nulla, ma saranno cose bellissime. Un grazie a Fabrizio in regia, un enorme grazie a ognuno di voi. Se volete Grazie a rivedere tutti voi, ciao. Se volete rivedere questa puntata alle 23:30, grazie amico mio, è sempre Ciao. un grande Vieni qua. piacere. Grazie a tutti! Ciao, grazie, ciao. Celentino.